Aveva sollevato il caso a settembre dello scorso anno Giovanni Di Maida, all'indomani delle sue dimissioni da componente del CDA della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Un'uscita di scena per dissapori con il sindaco che ha indirizzato la Procura della Repubblica verso la gestione e l'attività dell'ente a metà fra pubblico e privato. Accertamenti, controlli, interrogatori. Oggi la notizia dell'avviso di garanzia nei confronti di Marco Zambuto nella qualità di presidente della Fondazione. Il reato è abuso d'ufficio. 3 in particolare gli episodi contestati dalla Procura a Marco Zambuto. Uno riguarda l'affidamento del ruolo di regista, scenografo e altre incombenze in occasione della sagra del Mandorlo in Fiore dello scorso anno. Il secondo si riferisce alla promozione della Fondazione su un quotidiano cartaceo regionale e infine il terzo è collegato all'affidamento ad un giornalista locale di realizzare il dominio del sito web della Fondazione. Forniremo all'autorità giudiziaria ogni utile chiarimento perché anche su questa vicenda si possa fare assolutamente chiarezza. Non se l'aspettava? È chiaro che mi coglie di sorpresa, però siamo ogni giorno qui a combattere, ma soprattutto siamo qui ogni giorno a essere a disposizione della città. Il fatto che vi sia un controllo da parte dell'autorità giudiziaria, della magistratura, delle forze dell'ordine, della polizia giudiziaria su tutti gli atti che compiamo ci spinge sempre a fare meglio, anche con maggiore oculatezza. E per il sindaco di Agrigento non è certamente un buon momento. Qualche giorno fa aveva incassato una denuncia assieme ad un dirigente comunale per occupazione abusiva del pontile comunale di San Leone, che è stato anche sequestrato. L'accusa: il comune non è in possesso, secondo la Capitaneria di Porto e di Porto Empedocle, della regolare concessione. Ma oggi Zambuto, carte alla mano, ha voluto dimostrare che le cose non stanno proprio così. Risultano le regolari concessioni in capo al Comune di Agrigento fino al 30 settembre del 2011 ed inoltre vi sono le lettere e dell'agosto del 2011 e del giugno del 2012 con il quale il Comune di Agrigento ha chiesto il rinnovo della concessione che appunto scadeva a settembre del 2011. Questo appare e fa sì che il provvedimento che è stato adottato appare del tutto infondato, sproporzionato. La denuncia che ne consegue, cioè quella di occupazione arbitraria, appare anche e soprattutto un assurdo logico oltre che giuridico. Questo fa sì che chiederemo all'autorità giudiziaria il dissequestro del pontile comunale. Chiederemo all'autorità giudiziaria di verificare invece se vi siano stati dei comportamenti, quelli sì, che possono configurare un reato di abuso d'ufficio a danno del comune di Agrigento.